Buonasera, ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Vediamo insieme i titoli più rilevanti del pomeriggio. In apertura la falsa chiamata da parte di una donna al 112 che segnalava la presenza di Marianna Bello, la 38enne scomparsa da Favara a seguito del nubifragio dei giorni scorsi. Fatto un sopralluogo nei pressi del Canalone dove venivano segnalate delle urla e la presenza di Marianna insieme ad un uomo, successivamente smentiti dalle autorità che hanno identificato l'autrice di quella chiamata che ha causato malori nei familiari della vittima. Tragedia nel canale di Sicilia, 7 persone sarebbero morte in mare durante un naufragio, lo avrebbero raccontato i 34 sopravvissuti soccorsi ieri. Nella notte altre 2 persone sono decedute a bordo della nave umanitaria. La ONG ha sottolineato che l'assegnazione di un porto lontano non solo è una violazione del diritto marittimo, ma è anche disumana. Incidente questo pomeriggio in zona Capocorso a Siracusa durante le prove di trial, 2 feriti di cui uno in gravi condizioni trasferito con l'elisoccorso al Cannizzaro di Catania. E nello stesso nosocomio c'è anche ricoverato l'anziano di 90 anni rimasto vittima di un incidente questa mattina a Paternò. L'uomo sarebbe stato investito da un mezzo pesante lungo Corso Italia. E in chiusura il meteo, ci attende domani una domenica divisa tra bel tempo al mattino e pioggia al pomeriggio, diramata dalla Protezione Civile regionale un'allerta gialla per Messina e Palermo. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo come sempre che i dettagli su queste notizie e molte altre li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito, io vi auguro buon weekend e vi ricordo l'appuntamento lunedì alle 13:30. Arrivederci.